Fa troppo caldo e così la 32esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi viene spostata ai mesi di settembre e ottobre. Lo ha deciso l'Associazione Culturale O Castello, che anche quest'anno ospiterà le compagnie in auditorium, dato che a Villarocca persiste l'inagibilità del parco per i lavori. Per agevolare gli appassionati dunque si attendono i mesi più freschi. Il 20 agosto si terrà l'inaugurazione in Piazza Gagliardo e lo spettacolo sarà gratuito. Poi la rassegna si snoderà in auditorium dal 6 di settembre. Il 12 ottobre è la serata conclusiva con la cerimonia di premiazione. In scena 9 compagnie tra le più affermate della Liguria. L'inaugurazione con il Barbiere de Sosseia, il Barbiere di Sosiglia, dei Vilesanti, che quelli sono degli appassionati, dei professionisti sempre sulla tematica di Gori. E poi ci sono tutte queste questo nuovo rinnovamento che col Teatro al Nervi, con la SAD, con le Briciole di Lerici, i quali loro sono già una parlata un po' differente dal Ligure. Poi quelli della Vota di Carasco, poi il Teatro Don Bosco di Varazze e poi abbiamo la compagnia comica Lucio D'Ambra, poi c'è la compagnia La Toretta di Savona e finiamo con la compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova. Le serate sono in programma sempre di martedì e di venerdì alle ore 21. In occasione della rassegna verrà reso omaggio a Lucio D'Ambra, grande regista, scrittore e interprete di testi in dialetto genovese. In scena, venerdì 27 settembre, la nuova compagnia comica con la regia di Tiziana Pezzo. Sono le nostre radici, è la nostra storia e soprattutto è un modo per continuare a procedere nel tempo, perché la nuova compagnia comica appunto si chiama Nuova Compagnia Comica e lo spirito è quello di portare avanti la tradizione con delle innovazioni e con degli elementi nuovi che possono essere di interesse e attirare sempre di più l'interesse delle persone.